più affamato che mai. Rispetto al passato più remoto, quanti progressi sono stati fatti nell'alimentazione del mondo? Alain Dumas, professore di agricoltura all'Istituto Nazionale di Agronomia di Parigi, risponde in un articolo di The Courier. Il nostro mondo è impazzito. Anche se è difficile fare una valutazione precisa, sembra più che probabile che i paesi poveri siano in media denutriti come prima della Seconda Guerra Mondiale. Le classi più povere in India, Bangladesh e nella maggior parte delle regioni montuose andine sono meno ben nutrite di quanto non fossero nel XVIII secolo. Se gli esperti non sono in grado di elaborare un programma coordinato progettato per fermare l'aumento della popolazione, allora ci troviamo di fronte alla prospettiva di una serie di catastrofi, la cui natura precisa nessuno può prevedere in questa fase. Unità e cibo. Una ragione per cui molte persone non hanno abbastanza cibo da mangiare è la mancanza di unità fra le nazioni. Ma quanto si potrebbe fornire se non ci fossero divisioni nazionalistiche? Risponde un articolo di Bioscience. Anche se le cifre possono essere solo ipotetiche, molti credono che un piano d'azione organizzato e integrato che coinvolga tutte le nazioni potrebbe, attraverso miglioramenti nell'agricoltura convenzionale, almeno raddoppiare la produzione alimentare mondiale annuale entro un ragionevole periodo. Polvere mortale. Il progresso tecnologico esige alcuni costi che non sono sempre immediatamente evidenti. Ad esempio, le malattie professionali. Il dottor Robert Murray, quando era consigliere medico del Trades Union Congress nel Regno Unito, dichiarò: le malattie più importanti a riguardo sono le malattie della polvere. Colpiscono i lavoratori di tutto il mondo, minatori di carbone, oro, diamanti e rame. Ovunque gli uomini debbano andare sottoterra per perforare o rompere la roccia o per vincere carbone e minerali, la polvere è inevitabile e, entro alcuni anni dalla prima esposizione, arriva la malattia corrispondente.